Ah, sono così pazzi. Ma come? Io sono uno dei santi più anziani. E quello fa scendere proprio me sulla terra. Mi ha detto il Padre Eterno, ora che Di Pietro si è tolto di mezzo, chi meglio di te, San Pietro, può andare a vedere un po' come vanno le cose nella politica italiana. E perché sto Padre Eterno mi ha mandato in coppa alla piazza? Perché ha detto che il governo dell'Italia ha rotte scatole. E se è proprio spastriato per si tasse che hanno messo. Perché tasse sono arrivate fino in coppa o paradiso. Dunque, amici, sto qua per scoprire inganni e frodi. E per prima già parlà con un tal Romano Prodi. Buonasera, santità. Buonasera, tassista. Significa tassista, scusate. Mettete le tasse? Sì che metto le tasse. E allora siete tassista. Guardate, guardate. Dunque, parlatemi un po' delle vostre intenzioni. Sapete, vorrei prendere qualche altra tassolella. I caffè. No, vi avete capito. Quello mi fa male. No, quale caffè? Vorrei mettere qualche altra piccola tassa. Oh, ma non vi pare che state esagerando? Sto esagerando. Guarda, il vostro operato si lamenta persino il Padre Eterno. Ho tassato tutte le case, ho tassato tutte le cose, e voi senza trovare più scuse, era una vita da. Vi tasso palazzo, vi tasso la carrozza, e una tassa in coppa sul telefono, al più presto va già piazzare, a così vi fornite gli amma. No, no, le vostre sono cattive intenzioni. E voi a sti poveri italiani volete mandare pazzemmo. Ma come? Noi così entriamo in Europa. Roma, ma quale Europa? Vi voglio bene. Stiamo già a casa nostra. E questo fra poco ci mette pure la tassa sulla respirazione. E chi te non l'affanna? Può pagare incomoderate. Ma andate via, facetemi piacere. Prima presso, qua c'ho un nome segnato in verde. E chi è che sto in verde? Bossi Umberto. Bossi Umberto! E chi se lo sente? Io ce l'ho dur. E orecchie sicuramente ce l'hai dur. No, le orecchie, il pistolino. Ah, siamo armati? Bell'elemento. Ma quale armati? Il pistolino non è un'arma, è il pisello. E chiamalo come si deve. E lo capisco che tiene. La Padania in miniatura. Ah, è tua? No, è di mia sorella. E tu porta la Padania e sono da presso. A lei non serve più, a me serve come ciondolo perché è il simbolo della nostra nuova patria, la Padania. E dentro a sta bottiglia che c'è sta? L'acqua da Padania. Ah. Qui c'è l'acqua sacra e sana, c'è sta l'acqua da Padania. E l'ho presa, vi dirò, attingendola nel Po. Dentro a st'acqua che tu porta, c'è sto sangue che ti ha morto per tra l'Italia Unita e tu pigliaccia di vita. Posso un bene, ma tu stai buono, con sta capire volontà. La faccia del boss, l'ho fatto per su. A capro pazzo, l'ho fatto per su. Papadane ho venduto i palazzi, ma fonda sto vendendo le carrozze e pure sto ciondolo. Mi impegno per fa. E come mi pesa sta capana, e come mi pesa sta capana, ai su, a capa mi pesa. Ma che ti pesa a te, che ti pesa? A capo. Tieni la capa tu. Certo che te caga. Posa la Padania. No, San Pietro, no. Ramma la Padania e sordo da giurita. Lasciate, non ve la voglio dare. Ramma la Padania e sordo. Posa la Padania. Guardate questi teloni, me ne vado, me ne vado. Vai via, vai via. Guardate un poco, guardate. Elemento molto pericoloso. Tenere presente durante i temporali. Un bello fulmine. E solo la mamma turna. Beh. Venga avanti l'onorevole. E voi chi siete? Come chi sono? Sono Buttiglione. Allora vedete il fiasco? Il fiasco? Voi ne fate tanti di fiaschi. Voi mi parete un mezzo filosofo. Ma da dove venite? Sono Buttiglione, prendi la cantina e mi sono ubriaco per la gente. Sono Buttiglione, prendi la cantina e mi sono ubriaco per la gente. San Piesi mi credete, io sono frastornato, sono tutto suonato e mi gioiacco. Buonanotte, santità. Ma come? Già andate a letto? Eh sì, me lo impongono tutti, specialmente quando vengo a Napoli. E che vi dicono? Buttiglione, vada cocca!
E mi fanno pure impazzire là. In che senso? Sapete cosa mi dicono? Che mi dicono? Attenzione! Oh. Buttiglio! A serro sricchio si ricchio! Ah, così mi dicono! Precisamente! Voce di popolo, voce di Dio! Ma vi ci mettete pure voi, vi ci mettete, ma me ne vado proprio, me ne vado! Andate. Avanti il prossimo! Io sono il re delle televisioni, sono Berlusconi. San Pietro, consentitemi, con voi vorrei discutere. Sì, Berlusconi, a me che vai trovando così discussione. Vi vedo già sorridere, ma non vi voglio illudere. Che cos'è sta busta qua? Berlusconi, fammi capire. Questa busta santità è per voi se dite sì. E perché devo dire sì? Per far parte della grande famiglia di Mediaset, Rete 4, Canale 5, Italia 1. Se venite, Sambi, ho in mente Paradiso 2. Ma questa è corruzione. Non incominciamo con questi paroloni. Voi siete peggio di Di Pietro. Io sono San Pietro. Sambi, con noi già c'è Santoro, abbiamo fede, mancate solo voi. E poi c'è questa bustarellona, È piena, strapiena, milioni. miliardi. E che verrei a fare a Mediaset? Sei buttato, la gente è stanca di Pippo. Giusto? Sempre Pippo, sempre Pippo. Sì. È una vita di Pippo. Può nuocere gravemente alla salute, Sambi. E allora? Diciamo che voi fareste il presentatore di una trasmissione dal titolo Io sono il capo di Pippo. Io sono Coca Pepi. Sì, io capo Pippo. La verità, questo titolo non mi piace. Sceglietelo voi stesso il titolo, Mi piacerebbe per esempio I due Paradiso. come la canzone famosa. Esattamente. Tu, Sambi è venita, Mediaset aspetta là. Siete pazzi che decide, un paradiso già tornare. Sambi non vi scordate, bustarella. Ci stanno 6 miliardi su per giù. Datemi che mi piace la vita bella, in paradiso non ci torno più. Noi siamo rimasti la televisione, a dove si fanno soldi in quantità. Poi dicono San Pietro e Berlusconi, oh paradiso nostro è chi sto qua.